Un incontro oggi in prefettura per coordinare la festività di Ferragosto. Ferragosto è una giornata sicuramente importante con un grande afflusso di persone a San Leone, non solo, ma anche nelle zone marinare di tutta la provincia. Ecco, cos'è che deciderete per cercare di salvaguardare anche la sicurezza non solo dei bagnanti, ma chi anche si appresta con la macchina ad andare nei luoghi di ferie? Certamente, noi stiamo lavorando di concerto ormai con tutte le amministrazioni comunali e con le forze dell'ordine e questa sicuramente non è una novità. Tutti gli anni a Ferragosto si verificano riunioni di questo genere, non soltanto ad Agrigento ma penso in tutte le prefetture, proprio perché c'è un interesse generale, un'attenzione particolare a fare in modo che una giornata importante come questa sia assistita dai massimi livelli possibili dei servizi che attengono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Una riunione che si svolgerà sulla linea di un'attività di prevenzione e saremo accanto alle amministrazioni comunali che sono in prima linea da questo punto di vista per sostenere con il supporto delle forze dell'ordine le iniziative che loro adotteranno proprio a tutela di una giornata serena e tranquilla come tutti ci auguriamo che sia. Sicuramente il comparto più importante è quello marittimo, perché chiaramente la gente andrà a mare, che in questo senso ci sarà un maggiore controllo del mare. Ma sicuramente sì, abbiamo presenti qui con noi alla riunione anche i rappresentanti della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, oltre ovviamente ai sindaci delle nostre città rivierasche, quindi assolutamente in linea sull'importanza del mare in una giornata come quella di Ferragosto. Ecco, che cosa è emerso sostanzialmente? Quali istanze arrivano anche da parte dei rappresentanti delle forze dell'ordine? Ma c'è sicuramente un problema di ordine generale per quanto riguarda le amministrazioni comunali che attiene alla carenza ormai storica del personale delle polizie municipali. Purtroppo questo è un dato numerico che condiziona molto perché anche dal punto di vista dell'apparato statuale le nostre risorse non sono infinite, ma sicuramente ci organizzeremo per stare quanto più possibile a fianco dei sindaci.